Amici di Telepace, siamo con tre ragazzi giocatori della Vagna 90 che saranno ovviamente protagonisti in acqua fra pochi giorni. Allora partiamo quindi e sentiamo un po' da Luca Pedroni le impressioni che ha fino adesso sulla squadra, come ci arrivate a questa prima partita col Sori? No, per adesso bene, siamo allenati bene, siamo molto giovani, quindi vedremo cosa verrà, però siamo entusiasti del mister, del gruppo, quindi speriamo bene. Matteo Villa è una new entry qui a Lavagna. Come ti sei trovato qui a Lavagna, Matteo, tu che vieni dal quinto? Conoscevo già bene l'allenatore che ha giocato con mio padre qualche anno a quinto e coi compagni mi sono trovato bene perché è una squadra giovane, comunque siamo quasi coetanei e quindi tutto bene, stiamo lavorando bene, come ha detto Luca, abbiamo grossi margini di miglioramento e sicuramente speriamo di fare un buon campionato. Alessandro Casazza, un giovane, Alessandro da tanti anni ormai sulla breccia della pallanuoto. Quest'anno sono il più vecchio, alla soglia di 30 anni, quindi la nostra squadra è molto giovane perché essendo io il più vecchio direi che gli altri sono juniores, diciamo. E questo torneo che abbiamo fatto ci ha dato qualche indicazione in più. Ho visto molto bene la squadra, molto compatti, cosa che l'anno scorso eravamo un po' meno. Tanto spirito di sacrificio e quest'anno ci sarà da divertirsi. Ecco, tu quindi devi mettere la tua esperienza, insomma, al servizio di questi ragazzi che possano crescere pallanotisticamente. Esattamente, io ora lavoro sporco, lo faranno loro. Io diciamo che da senior metterò a disposizione la mia esperienza che ho maturato in tutti questi anni di A1 e di A2, ovviamente per la squadra, e darò molti consigli ai più giovani. E adesso siamo con i due portieri che ci racconteranno un po' come si vede dalla porta questa pallanuoto. Tu vieni da Sori, hai già esperienza di A2, insomma come vedi questo campionato? Ma innanzitutto rispondo alla prima domanda, come si vede dalla porta? Si vede o molto vicino o troppo lontano. Per quanto riguarda invece il campionato e la nostra preparazione sta procedendo bene con il torneo di avvicinamento. Vengo da Sori, si partirà subito da Sori, quindi sarà una partita sentita, è importante partire col piede giusto, ma abbiamo tutte le carte in regola per farlo e per andare avanti al massimo. Bene, Antonio, allora tu sei reduce dal quarto posto con l'Under 20, un bellissimo risultato a livello giovanile, e adesso tu come vedi questa duo? Ecco. Quest'anno se ne sono andate molte persone, molti giocatori importanti, però la squadra è composta da molti giovani, abbiamo voglia di fare, abbiamo voglia di vincere e sicuramente sono sicuro che riusciremo ad ottenere ottimi risultati impegnandoci e soprattutto divertendoci con tutti. Cominciano le sfide dove contano i 3 punti, ecco. Andrea. Sì, ora cambia tutto, come succede anche negli sport più popolari come il calcio d'agosto conta ma non conta niente, e quando ci sono i punti in palio cambia completamente l'approccio mentale, completamente anche il livello di difficoltà delle situazioni da affrontare. In un torneo svolto in casa che è andato benissimo, sono contentissimo del nostro rendimento, però non credo di doverlo usare come metro di valutazione assoluto, anzi lo devo usare come indicazione per lavorare su alcuni aspetti. Il campionato di A2 quest'anno secondo me sarà equilibratissimo, ne ho parlato anche con altri colleghi e tutti ci troviamo d'accordo nel non vedere un grosso distacco tra le varie squadre.
e quindi sarà un campionato avvincente dove le motivazioni, la grinta, la voglia, la preparazione atletica faranno quella piccola differenza di quei 3-4 punti che poi potrebbero comportare salvezze, playoff, retrocessioni. Quindi la mia squadra è giovane, devo metterli in guardia di queste situazioni, perché una squadra giovane ha visto magari pochi campionati nella propria vita e quindi non sa come ci si comporta quando c'è così tanto equilibrio. Ecco, prima partita, subito sfida col Sori, un derby ligure, voi vi siete già incontrati, come vedi questo primo match? Ecco, iniziamo subito dalla prima partita con l'esito non scontato. Sori si è rinforzato, ha preso un ottimo straniero, ha preso Pesenti e quindi si presenta ai nastri del campionato quest'anno, ai nastri di partenza, con una squadra rinforzata che l'anno scorso si è salvata comunque, e quindi io li vedo come dei difficili avversari, e soprattutto poi fuori casa. E come ripeto, da sabato si fa sul serio, non c'è più spazio per le incertezze o per gli errori. I 3 punti sono in palio e tutti giocheremo al massimo per ottenerli. Finalmente si comincia, siamo alla vigilia della prima di campionato della Serie A2, c'è stata la presentazione della prima squadra, i ragazzi sembrano in forma, come vediamo questo campionato? Alla 24 prossimo, sabato prossimo, inizieremo questa nuova avventura. Il campionato di A2 è in partenza, noi ragazzi si sono preparati come tutti gli anni, comunque vedo entusiasmo, vedo la voglia di iniziare, perché dopo 3 mesi di preparazione evidentemente adesso è l'ora di cominciare. Le difficoltà sono le solite di tutti gli anni, la squadra è giovanissima perché comunque nonostante fosse già giovane abbiamo rinnovato ancora, un po' per necessità perché abbiamo un ottimo vivaio e meno male che c'è e riusciamo in qualche modo a pescare in questo vivaio, e quindi dicevo una necessità anche economica. Ecco, però Lavagna comincia il campionato di pallanuoto, però cominciano anche delle importanti gare di nuoto, il 24 e il 25 con la prima prova del campionato regionale, e Lavagna è comunque presente anche nel nuoto. Sì, Lavagna non è solo pallanuoto, io rappresento tutta la compagine di Lavagna. Lavagna è nuoto e sincro, da quest'anno facciamo anche attività di sincro. Le gare di nuoto sono già di fatto iniziate perché è stata una prima prova dei più piccoli, e comunque quest'anno per i più grandi abbiamo la collaborazione di una persona molto conosciuta che è Marco Formentini, e siamo molto soddisfatti del suo apporto, che come sapete Marco, oltre ad avere un trascorso sportivo di eccellenza perché ha partecipato a Olimpiadi, campionati del mondo eccetera, è anche collaboratore della nazionale di fondo di nuoto. Quest'anno insomma in qualche modo siamo riusciti a portarlo a casa di Lavagna 90. Come vede questo Lavagna giovane che si appresta ad affrontare il campionato di A2? Lavagna lo vedo benissimo, in quanto la società è riuscita a mettere a disposizione di questi ragazzi un campo gara, una società stessa sana, uno staff tecnico di tutto rispetto, anzi molto valido. Hanno raggiunto l'anno scorso dei risultati nel settore giovanile che non si erano mai verificati a Lavagna, e questo è già di buon auspicio. Gli stessi ragazzi devono crescere, però guardandoli negli occhi, sentendo il loro entusiasmo, vedendo la possibilità che possono avere di un campionato di A2 ad alto livello, credo che porteranno delle soddisfazioni, e mi auguro
di vedere sempre la piscina piena, di vedere sempre la piscina con tanta gente, in modo che Lavagna partecipi, come i ragazzi partecipano e tengono alto il nome di Lavagna, dicevo, partecipino all'attività della nostra società.